augurio sincero e spero che questo Ramadan sia un mese di purificazione e di lontananza dei peccati. Un augurio da parte del rappresentante dell'associazione Mecca che gestisce il centro di preghiera di via Bernina a tutti i musulmani che oggi iniziano il Ramadan, il mese di purificazione in cui i fedeli devono digiunare e astenersi dal bere durante il giorno, mentre possono mangiare e bere dopo il tramonto. Ma non solo, il digiuno va accompagnato dalla preghiera e dalla beneficenza. E tra gli insegnamenti del Ramadan è che quando uno digiuna sente proprio quella fame durante il giorno, la sete, l'acqua, la mancanza dell'acqua, la mancanza del cibo, eccetera. Quindi non dobbiamo, il nostro pensiero non può non essere rivolto anche a quelle persone che sono più disagiate di noi. Noi siamo riusciti l'anno scorso ai profughi, soprattutto siriani, eccetera, a mandare qualcosa. Quest'anno vediamo questo Ramadan perché abbiamo già contattato alcune associazioni volontarie che operano qui in Italia per vedere un po' come possiamo collaborare anche con loro. Dopo l'atto dello scorso anno del sindaco Massimo Bitonci, che appena eletto dice di non voler più concedere le palestre ai fedeli musulmani per celebrare la fine del Ramadan, gli islamici padovani ammettono di non sapere ancora che luogo useranno. Confessano anche di non aver cercato un incontro con l'amministrazione comunale, ma si dichiarano pronti al dialogo con il sindaco leghista. Il dialogo deve continuare come qualsiasi cittadino che vuole aprire il dialogo con l'amministrazione, quindi ci sentiamo anche noi cittadini di questa città.